Mister, i suoi ragazzi hanno dato tutto per 90 minuti, ma alla fine non sono riusciti comunque a portare via 3 punti. Sì, abbiamo dato tutto, poteva andarlo un po' meglio sinceramente, perché dopo il gol dell'1-0 una partita, primi 15-20 minuti in equilibrio, dopo il gol dell'1-0 abbiamo mollato il campo in maniera incredibile, non abbiamo più avuto fiducia di giocare come sappiamo, come prepariamo e come la squadra ha nelle corde. Siamo stati un po' superficiali, forti anche delle nostre certezze difensive, siamo stati lì attenti a far muovere la palla al Genoa Calcio, ad aspettare gli attacchi della Genoa Calcio, che abbiamo gestito comunque molto bene fino alla fine del primo tempo, però poi quando fai così non riesci a scalare in avanti diventa difficile. Infatti al 46esimo e 50 secondi prendi il gol dell'1-1, meritato, dovevi prenderlo. Secondo me il secondo tempo non abbiamo iniziato benissimo, abbiamo preso sto 2-1 e poi devo dire che in generale dal mio punto di vista oggi sono critico con la squadra, perché abbiamo fatto poco per meritare il pareggio, l'abbiamo meritato in una situazione di gioco. Ci siamo un po' ripresi poco prima del gol del pareggio, l'ingresso di Roda secondo me ci ha dato molta più qualità e ci ha messo nelle condizioni di attaccare meglio, però come dico sempre, solitamente rivendico punti o spazi non presi, magari quando perdo dico secondo me la squadra meritava di pareggiare nelle 2 sconfitte fatte, a volte pareggi meriti di vincere, oggi secondo me abbiamo pareggiato. Abbiamo dato tutto sì, ma se una delle 2 squadre doveva vincere forse dovevano vincere più gli altri, noi potevamo fare un po' meglio, però giustifico la mia squadra perché siamo stanchi, stiamo facendo i salti mortali, non che gli altri non li stiano facendo, ma noi arriviamo da situazioni particolari e quindi va bene così, ci teniamo stretto a questo punto. Grazie.